Siamo alla mozione 555, Camani ed altri. La Regione Veneto, in occasione del futuro dibattito pubblico, esprime un parere contrario alla realizzazione del serbatoio del Vanoi. Camani, prego. Grazie Presidente. Questa mozione è all'ordine del giorno del Consiglio da più o meno luglio, ma in generale il tema del Vanoi è ormai da anni al centro dell'interesse pubblico. Lo è al centro dell'interesse pubblico per ragioni specifiche che riguardano ovviamente quel territorio, cioè la montagna bellunese, per questioni specifiche che riguardano esattamente quell'opera che è fortemente impattante in quelle zone, ma è al centro del dibattito pubblico anche per ragioni più generali che richiamano al difficile equilibrio tra montagna e pianura, che ci pongono di fronte alla necessità di un ripensamento complessivo delle politiche pubbliche di fronte al cambiamento climatico che è già in atto. Insomma, la vicenda della diga del Vanoi è diventata, per riassumerla e non voler ripercorrere tutti i passi che ci hanno condotto fin qui, è diventata una vera e propria questione di responsabilità. A questo noi siamo chiamati. Ci avete detto che bisognava verificare le condizioni tecniche. Lo avete fatto. Lo avete fatto mettendo per iscritto nelle osservazioni presentate dalla Regione del Veneto al Consorzio, in cui avete ribadito la preoccupazione riguardo al potenziale rischio per la sicurezza dell'opera. Avete certificato voi che esistono anche fondati aspetti critici sul fronte ambientale, geologico, idraulico. Si sono espressi tutti i soggetti che sono chiamati ad esprimersi su quest'opera. Si è espressa la provincia di Trento, che a maggio del 2023 ha detto di no e addirittura più recentemente ha mandato una lettera di diffida al Consorzio Brenta intimando di interrompere l'iter. Si è espressa la provincia di Belluno, che all'unanimità ha votato un documento contro la realizzazione della diga sul Vanoi. Si è espresso il Ministero dell'Agricoltura, che pochi mesi fa, a settembre, ha dichiarato che il governo non intende finanziare la realizzazione di quest'opera. E soprattutto si è espressa la comunità bellunese, le associazioni ambientaliste e tantissimi cittadini che attorno al no a quest'opera hanno costruito comunità, hanno mobilitato un territorio intero, quello dimenticato più spesso da questa regione. E guardate che in questo quadro appare grave davvero la forzatura che il Consorzio Brenta e il suo consiglio di amministrazione hanno assunto praticamente a pochi giorni dalla loro scadenza e dal rinnovo del nuovo consorzio di pubblicare la relazione conclusiva del dibattito pubblico per ribadire la volontà di voler continuare con questa progettazione. Allora, dicevo all'inizio, è una questione di responsabilità. Per il Partito Democratico sulla diga del Vanoi il tempo dell'ambiguità è finito. E anche il richiamo, l'eventuale appello a pareri tecnici racconta di una storia finita. Userò una provocazione volutamente forte. I pareri tecnici per la realizzazione della diga del Vajont erano tutti favorevoli. È un alibi che noi non abbiamo intenzione di accettare. Ora siamo nel momento cruciale, perché oggi non deciderà il Consorzio Brenta, anche se ha assunto quella decisione. La decisione se realizzare o meno la diga del Vanoi spetta alle istituzioni e alla politica. Spetta alla Regione del Veneto e al governo italiano. Spetta alla provincia di Trento, che ha già detto di no, alla provincia di Belluno, che ha detto di no. Ora tocca alla Regione del Veneto. Con responsabilità, ho detto, e senza ambiguità. Tocca al presidente Zaia dire sì o no al Vanoi. Tocca all'assessore Bottacin dire sì o no al Vanoi. Tocca persino al senatore De Carlo, che da quei territori viene, se dire sì o se dire no. Il Consiglio della Regione del Veneto ha la responsabilità di orientare queste decisioni senza ambiguità, senza rimandare ulteriormente la decisione,
senza nascondersi dietro finti alibi. Siamo nelle condizioni di pretendere che la nostra posizione trovi riscontro. Io credo che il tempo dell'ambiguità sia finito. Ora c'è il tempo della responsabilità. Il Partito Democratico sa da che parte stare. Chiediamo al Consiglio di esprimersi, di esprimere con chiarezza contrarietà alla realizzazione della diga del Vanoi. Masolo, prego.